La decadenza del marchio per non uso. Terza parte. Cosa si intende per uso effettivo del marchio? In alcuni video precedenti, di cui vi lasciamo i link in descrizione, abbiamo analizzato il tema della decadenza del marchio per non uso. In particolare abbiamo visto che il titolare del marchio che vuole evitare di incorrere nella decadenza per non uso deve essere in grado di provare l'uso costante, serio ed effettivo del segno. In questo video vediamo cosa si intende per uso effettivo idoneo ad impedire la decadenza del marchio. Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito e specificato che deve trattarsi di uso reale e concreto, con esclusione di ipotesi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico. In termini più concreti, affinché l'uso del marchio possa considerarsi effettivo, occorre che il segno venga utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi dell'imprenditore presenti sul mercato o la cui immissione sul mercato è prossima. In altre parole, il marchio deve essere sottoposto a uno sfruttamento commerciale. Ad esempio, la Corte di Giustizia ha ritenuto che l'utilizzo del marchio solo su gadget promozionali offerti, ma non sul prodotto principale commercializzato dall'impresa, non integra uso effettivo del segno, dato che la distribuzione dei gadget non avrebbe lo scopo di alimentare il mercato dell'imprenditore. Nel caso di specie, l'imprenditore aveva impresso il marchio di cui era stata eccepita la decadenza su bevande offerte gratuitamente alla clientela. Il prodotto principale che commercializzava però era abbigliamento. Secondo la giurisprudenza europea, inoltre, la sola presenza del marchio sul sito web dell'imprenditore non è sufficiente di per sé a dimostrare l'uso effettivo del marchio. Occorrerebbe provare altresì la sussistenza di vendite online dei prodotti contrassegnati dal segno stesso. La tendenza delle corti italiane appare un po' più conciliante, in particolare è stato ritenuto uso effettivo del marchio anche un utilizzo meramente pubblicitario, senza dunque apposizione del segno sui servizi o prodotti commercializzati, nonché un utilizzo discontinuo e non particolarmente assiduo, a condizione che comprendesse una concreta distribuzione dei prodotti al pubblico dei consumatori. Ci sono però dei casi eccezionali in cui il non uso non determina la decadenza del marchio. Se il titolare del marchio, dopo oltre 5 anni di non utilizzo, ricomincia a fare uso effettivo del segno, la decadenza viene sanata. La legge tuttavia prevede che restino fermi gli eventuali diritti acquisiti nel frattempo sul marchio dai terzi. Ciò significa che i soggetti che hanno acquisito diritti sul marchio non usato nel periodo di non uso sono legittimati a invocare la decadenza del marchio, anche se nel frattempo il titolare ne ha ripreso l'uso effettivo. Inoltre esistono dei casi in cui il non uso protratto per oltre 5 anni viene considerato legittimo e quindi non determina la decadenza del marchio. Si tratta di casi eccezionali nei quali il mancato uso è dipeso da ragioni indipendenti dalla volontà del titolare, ossia ad esempio in caso di conflitti bellici, catastrofi naturali, diniego di un'autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica e casi affini a questi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata al diritto industriale. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.